Incontro ieri sera con i vertici dell'ASP di Agrigento tra il sindaco Franco Mircichè, avvenuto presso l'ospedale San Giovanni di Dio circa la sicurezza del nosocomio con riferimento ai percorsi Covid e appurare se ci sono punti di incontro tra i reparti senza che ci sia la possibilità di contagio. Il sindaco si è poi soffermato sulla velocità nell'avere i risultati dei tamponi effettuati e sulla possibilità di farli liberi, avere una zona drive-in a San Leone nei pressi del Circolo Velico che già hanno messo a disposizione la struttura. Io ieri sono stato in ospedale con il direttore, con il dottore Zappia, per verificare proprio se il percorso Covid, la zona rossa è completamente separata dal resto della struttura. E così mi è stato dimostrato. Ho percorso personalmente, non all'interno, ma in maniera parallela al percorso che dovrebbe fare il paziente Covid positivo, e in effetti ho potuto appurare che i due percorsi sono separati. Ci sarà forse qualcosa ancora da migliorare. Poi abbiamo parlato anche della necessità di incrementare l'attività del laboratorio di analisi in modo tale che i miei colleghi medici, nel momento in cui hanno un paziente ricoverato, non debbano attendere ore e anche giorni per avere l'esito di un tampone. Questo mi sembra una cosa fondamentale. Ho apprezzato la sensibilità anche della direzione sanitaria e del direttore Zappia, quindi questo sarà al più presto incrementato. Poi ho anche lamentato, come mi hanno lamentato anche molti miei colleghi, la difficoltà di reperire i dispositivi di prevenzione individuale. Anche qui la direzione, il direttore generale, il commissario, il dottore Zappia, è stato molto disponibile, molto sensibile e provvederà immediatamente ad incrementare le forniture che comunque già ci sono state, ma vuol dire che a detta dei miei colleghi sono state insufficienti. Sindaco, le 40 sono le città scelte dalla Regione per i tamponi e per il drive-in. Agrigento no, manca anche il deposito per chi vuole depositare il sangue del plasma colpito da Covid. Cosa sta facendo? Per quanto riguarda il drive-in, allora vi posso anticipare che già abbiamo un drive-in esistente via San Giovanni XXIII. L'altro partirà a giorni, forse se riesco anche domani, a San Leone, nel piazzale del Porticciolo, perché lì proprio è un drive-in naturale, che essendoci un senso unico, grande piazza, da un lato, ecco, dall'hotel di Dioscuri si entrerà e si uscirà dal lato, diciamo, delle giostre, in modo tale che il piazzale è ampio. Potremmo là installare dei gazebo, abbiamo a disposizione anche i servizi e i locali sia diciamo, del chiosco esistente lì, anche della Lega Navale, che ringrazio perché si è messa a disposizione a offrirmi i locali e anche tutte le utenze, tipo con anche l'elettricità, il frigorifero, eccetera. Quindi penso che questo servizio per la città di Agrigento è fondamentale.